Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie dalla nostra regione, come ogni giorno la cronaca, come sempre, prima di tutto tutte le ultime notizie dal territorio, grazie alle nostre redazioni che si stanno occupando proprio dei fatti di cronaca dal Veneto da questa mattina, ma c'è anche l'attualità, c'è una stagione che per ora, insomma l'autunno è abbastanza mite, ma i timori per quello che potrà succedere fra qualche settimana, fra qualche giorno, dovessero iniziare a crollare le temperature, sono forti per quanto riguarda le famiglie, le imprese, le aziende e le pubbliche amministrazioni che stanno cominciando a cercare di far quadrare i conti anche in vista delle festività natalizie, quindi tutto il discorso legato all'esplosione dei costi dell'energia, le bollette folli che anche voi insomma avete visto arrivare nelle vostre case, nelle vostre aziende, ce le mandate, ce le fate vedere, perché è una situazione che va comunque in qualche modo risolta. Ci sono poi i temi legati a quello che sta succedendo anche con le iniziative, le manifestazioni e il tempo libero, ma non solo, perché abbiamo delle novità piuttosto importanti in arrivo anche sotto questo profilo, e c'è da tenere in considerazione anche e soprattutto il Covid. Non ne siamo ancora fuori, i dati, poi li vediamo insieme, sono in crescita, l'epidemia sta rialzando il capo ormai da qualche giorno, ma pare che addirittura l'ANSA lo diceva solo poco fa, che addirittura in 4 regioni i reparti sono oltre soglia, quindi vediamo questa notizia proprio in apertura. Questa settimana in 4 regioni rispetto alle 3 della settimana scorsa l'occupazione dei reparti di area medica da parte di pazienti Covid supera la soglia di allerta fissata al 15%. Riguarda questo la provincia autonoma di Bolzano, l'Umbria, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, con tutti attorno 24% Bolzano, 16% Valle d'Aosta, rispetto a una media nazionale che è fissa all'8,2%. Per l'occupazione delle terapie intensive, dato nazionale è all'1,8%, nessuna regione o provincia autonoma supera la soglia di allerta fissata al 10%. Quindi per il momento questa è la situazione. Abbiamo una notizia legata al Covid, ve la diamo proprio al volo, appena arrivati in redazione, perché il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, è risultato positivo al Covid ad un tampone eseguito ieri. Le sue condizioni sono buone, fanno sapere che è pauci sintomatico, come si suol dire, e quindi giusto qualche linea di febbre. Continua regolarmente l'attività lavorativa del Presidente, ovviamente con tutte le precauzioni e le attenzioni del caso. Anche qui dovessero arrivare novità sullo stato di salute di Luca Zaia, ve le daremo qui in diretta nel nostro telegiornale, ma adesso cominciamo con la cronaca. Andiamo in provincia di Padova, dove c'è stato l'ennesimo infortunio sul lavoro di questo 2022. Colpito in pieno volto dal braccio meccanico di una betoniera, la cronaca dell'ennesimo grave infortunio sul lavoro avvenuto nel Padovano. Un operaio che ieri pomeriggio stava lavorando all'interno di un cantiere edile di Monselice in via Rovigana è in prognosi riservata dopo essere rimasto ferito dal braccio meccanico. Il ferito è un operaio 41enne residente a San Pietro Viminario e si trova ora ricoverato in ospedale a Padova in terapia intensiva. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'operaio stesse manovrando la betoniera quando all'improvviso è stato colpito al volto cadendo violentemente a terra. Soccorso dal 118, prima è stato trasportato nel vicino ospedale di Schiavonia e poi portato in alisoccorso a Padova, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurologica post-operatoria. Le sue condizioni sono critiche, ha riportato un grave trauma cranico-facciale. Continuiamo con la cronaca, restiamo a Padova, parliamo del delitto Caruso, Mattia Caruso, ucciso qualche giorno fa alle Terme. Dopo alcuni giorni di misteri la fidanzata, la compagna, ha confessato. Vediamo le novità. Al Bignasego si stringe la famiglia di Mattia Caruso, il 30enne venditore ambulante ucciso la notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre dalla fidanzata Valentina Boscaro, re confessa del delitto. Gli amici su Facebook si sono mobilitati per organizzare una fiaccolata la sera di venerdì dopo i funerali del giovane, che saranno celebrati nella chiesa di San Giacomo della Mandriola dal Bignasego. Il ritrovo è il Bar da Angela, un luogo molto frequentato da Mattia Caruso con gli amici, alle 20. Poi a piedi si raggiungerà a Piazza dei Donatori di Sangue. Il
ricordo di Mattia non si spegnerà mai, hanno scritto gli amici sulla pagina Facebook creata per raccogliere le adesioni. Intanto continuano le indagini, sono attesi i risultati dei rilievi dei carabinieri del RIS sul coltello serramanico utilizzato da Valentina Boscaro per sferrare la pugnalata mortale al cuore. La ragazza sapeva bene che il fidanzato lo teneva all'interno del cruscotto dell'auto, quindi gli inquirenti stanno aspettando anche i tabulati telefonici dei cellulari della coppia per capire se dai messaggi è possibile ricostruire il movente del delitto. Infine, entro 60 giorni dovrebbero arrivare anche i risultati degli esami tossicologici. Dagli arresti domiciliari nella sua abitazione di Montà, intanto Valentina Boscaro si dispera e teme di non riuscire più a vedere la figlia che il giorno del delitto di Mattia Caruso si trovava a Rieti per far visita al papà. Poi sentiremo la nostra redazione padovana se ci sono ulteriori novità su questa vicenda che ha davvero scioccato la provincia padovana. Ci spostiamo adesso a Vicenza per una maxi operazione di ricerca di droga e pare che ci sia coinvolta anche l''ndrangheta. Maxi operazione della Guardia di Finanza in 8 regioni italiane che ha portato a 36 arresti e 4 tonnellate di cocaina sequestrata. Operazione in cui è stato coinvolto anche il territorio vicentino. 300 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, stanno tuttora eseguendo provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di 36 soggetti, 34 in carcere e 2 ai domiciliari, che sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare l''ndrangheta. Sempre a Vicenza una faccenda piuttosto inusuale, si reca in questura un uomo lamentando il furto del telefono, gli agenti fanno le ricerche del caso e scoprono che è clandestino e viene subito rimpatriato. È andato in questura lamentando di essere stato aggredito da un altro straniero che avrebbe tentato di rubargli il cellulare. Dopo aver ascoltato la sua storia, gli agenti hanno effettuato un controllo sulla banca dati del Ministero dell'Interno, scoprendo che il soggetto, 45 anni, tunisino, oltre ad essere privo del permesso di soggiorno, viveva da anni di espedienti, non svolgendo alcuna attività lavorativa. Giunto in Italia nel 2016, nel corso di uno sbarco di migranti a Lampedusa, aveva subito fornito un falso nome, venendo in seguito denunciato per immigrazione clandestina e l'anno successivo arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. In seguito il suo curriculum criminale si è arricchito di denunce per reati di varia natura e gravità, tra i quali violenza sessuale aggravata e lesioni personali nei confronti di una donna. In considerazione di questo, nei confronti dell'uomo già colpito da un provvedimento di espulsione, il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Il pregiudicato straniero è stato trasferito al centro di permanenza per i rimpatri di Milano in attesa di essere trasferito coattivamente presso il proprio paese di origine. Ancora cronaca, ci spostiamo però in Laguna per un'altra operazione della Guardia di Finanza. All'interno degli scatoloni posizionati alla rinfusa in un semirimorchio c'erano centinaia di borse, portafogli e accessori da donna, tutta merce fuori norma perché priva delle indicazioni di tracciabilità e sicurezza prevista dal codice del consumo. I controlli presso il terminal commerciale di Fusina hanno portato ad un maxi sequestro di oltre 251.000 articoli di pelletteria. A fermare il carico sono stati gli uomini del secondo gruppo provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane. Gli articoli che sono stati sottoposti a sequestro, oltre 250.000, appunto non riportavano la benché minima indicazione informativa e mi riferisco in particolare alla tracciabilità degli articoli stessi, quindi l'indicazione del produttore, dell'importatore, del distributore, la composizione fibrosa. Le ispezioni si sono concentrate fin da subito su un semirimorchio sbarcato da una motonave di provenienza greca. Generalmente chiediamo tutta la documentazione, questa documentazione non era del tutto perfetta, quindi abbiamo proceduto a controllare all'interno del mezzo e abbiamo trovato delle borse che più di 30.000 borse che non erano conformi a quanto erano dichiarato. Tra gli articoli, tutti made in Cina, anche una macchina da cucire non segnalata. La merce era destinata a Prato per essere successivamente distribuita in vari negozi nel territorio nazionale. Le irregolarità constatate sono state segnalate anche agli uffici della Camera di Commercio.
Sono naturalmente in corso tutti gli accertamenti prettamente fiscali del caso, oltre che le procedure finalizzate all'applicazione della sanzione amministrativa prevista, che è di natura pecuniaria e può arrivare fino ad un massimo di 30.000 euro. La finalità di questa tipologia di controlli è anche volta a garantire condizioni di equa concorrenza per gli imprenditori onesti. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca, ci arrivano notizie di continui vandalismi nella zona della Marca trevigiana, in un paese in particolare addirittura sono state suonate le campane di notte. Vediamo. Le campane sì, altro no. Che ora era? Durante la notte, verso le 3, le 4. Sono stati svegliati nel cuore della notte gli abitanti di Saletto. Qualcuno tra martedì e mercoledì infatti si è introdotto nella torre campanaria a ridosso della chiesa parrocchiale. Surreale il clima. Per ben 2 volte persone si sono introdotte nel campanile di Saletto e hanno suonato le campane, chiaramente destando fastidio per le persone che sono attorno. Sono usciti anche i carabinieri tutte e 2 le volte, a dire il vero, però di fatto al momento non c'è nessun indizio che porti a pensare a dei colpevoli. Io ho sollecitato il parroco che potesse sporgere denuncia verso ignoti, perché chiaramente quello poi innesca un eventuale procedimento di indagine. I carabinieri alla seconda uscita hanno trovato 2 persone sedute nelle vicinanze, però chiaramente non possono essere indicate come responsabili dell'accaduto. Non ci sarebbe però nessuna correlazione con gli atti vandalici che si sono registrati nell'ultimo periodo e che hanno visto protagonisti alcuni minorenni del posto, autori di schiamazze e non solo, come raccontano anche dei residenti. Un po' di tempo sì, abbiamo anche avuto problemi con le macchine che si mettevano qua in zona, quindi sì. Le danneggiavano, strisciate? Abbiamo sentito sì varie volte e sono stati avvisati anche i carabinieri. Sicuramente all'interno della scuola sono entrati e hanno fatto dei danni. Probabilmente dicono sono anche ragazzate, però diciamo che nel succedersi delle cose ci si preoccupa. Ecco. Hanno distrutto delle decorazioni, dei giochi che le insegnanti avevano preparato, insomma creano comunque un po' di disagio e anche dispiacere, ecco, diciamo questo. I danneggiamenti all'asilo risalgono a una decina di giorni fa. In questo caso sono stati individuati, sono stati anche coinvolti i genitori. C'è una situazione crescente, non solo nel comune di Breda ma in generale, di ragazzi, adolescenti in particolare, che danneggiano cose altrui, che fanno un po' gruppo, sulla quale chiaramente si dovrà intervenire nelle varie modalità, coinvolgendo anche naturalmente le forze dell'ordine e gli enti preposti. Chiaro che poi è una attenzione che deve essere di comunità, quindi dobbiamo unire tutti quanti le forze, segnalare soprattutto se qualcuno ha visto qualcosa nella fattispecie ma anche in altre situazioni, segnalare, a un certo punto non più mettere la testa sotto la sabbia ma cominciare a dire le cose come stanno senza paura. Non è un vandalismo ma probabilmente un errore di manovra. L'origine è di uno scontro clamoroso, se non i risultati, ma almeno nella dinamica dei fatti, è avvenuto ieri sera a Venezia, dove l'Amerigo Vespucci, conosciuta come la nave più bella del mondo, è stata quasi speronata da un catamarano. Si trattava di un'imbarcazione che viene usata per feste, cene, galleggianti, proprio in quella zona di Venezia. Pare che per un errore di manovra o comunque qualcosa è andato storto, insomma, il catamarano si è appoggiato contro il bompresso, ci dicono, vediamo l'albero di bompresso montato a prua della nave, e a subire i danni maggiori è stato il catamarano. L'Amerigo Vespucci, che sappiamo essere oltre che bella piuttosto solida, non si è
fatta nulla, però lo scontro è avvenuto sotto gli occhi di centinaia di persone che stavano aspettando di poter salire sulla nave, che sappiamo essere a disposizione del pubblico in questo periodo a Venezia. Ogni volta che l'Amerigo Vespucci arriva a Venezia c'è giustamente tantissima gente che vuole andarla a vedere, vuole andarla a visitare. Insomma, conosciamo l'affetto della popolazione, dei veneti, non solo dei veneziani, per l'Amerigo Vespucci, che vediamo in queste bellissime immagini. Adesso continuiamo con la cronaca, perché sono 4 giovani italiani, gli attivisti di ultima generazione, denunciati dalla polizia dopo il blocco della tangenziale messo in atto nei scorsi giorni. Siamo qui a fare un blocco stradale non violento della statale Valsugana. Siamo stati rimossi più volte dagli automobilisti, giustamente arrabbiati con noi perché stiamo bloccando questa strada. Hanno pubblicato sui social il video dell'ultimo blitz messo in atto questa mattina lungo Corso Australia verso l'uscita 4 in direzione Chiesa Nuova a Padova. Gli attivisti di ultima generazione che hanno sfidato il traffico dell'ora di punta sedendosi sulla carreggiata con striscioni fosforescenti e la scritta "Ultima generazione, no gas, no carbone". La tangenziale, trafficatissima nell'ora di punta, ha rischiato a quell'ora la paralisi con code e immediate richieste di informazioni ai centralini delle forze dell'ordine. Il blocco è durato circa un quarto d'ora. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per regolare il traffico e i poliziotti della Digos, contro i quali gli attivisti hanno opposto resistenza passiva. Alla fine 4 giovani sono stati accompagnati in questura. Si tratta di 4 italiani di 30, 24, 23 e 21 anni denunciati per i reati di blocco stradale e manifestazione non preavvisata. Identificati anche 2 giovani che hanno partecipato alla rissa di qualche giorno fa a Treviso. La protesta è scoppiata nel primo pomeriggio. Una trentina di pakistani sono usciti dall'ex Zanusso. Prima si sono diretti in una via laterale, poi si sono seduti sulla carreggiata della strada provinciale. Hanno così bloccato per qualche tempo la viabilità. Cartelli in mano con scritte semplici: "Per favore, vogliamo giustizia". Già nei giorni scorsi nella struttura si era registrato un clima di tensione. Gli stranieri hanno voluto far sentire la loro voce contro le condizioni in cui sono costretti a vivere nel centro, bagni e il cibo in primis. Non ci vogliono ascoltare, dicono, così hanno deciso di inscenare un sit-in. Animi esacerbati anche perché nei confronti di 7 asiatici che si sono resi responsabili di gravi violazioni è scattato in questi giorni l'ordine di lasciare la struttura. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie dei carabinieri della tenenza di Oderzo. I militari hanno parlato con loro convincendoli a lasciare libera la strada. Poi una delegazione di pakistani ha incontrato i responsabili della struttura per un colloquio e nel frattempo tutti i manifestanti sono rientrati all'interno dell'ex Zanusso. La struttura di accoglienza è gestita dal novembre scorso dalla cooperativa Officine Sociali di Siracusa. La loro richiesta è semplice, quella di avere miglioramenti delle condizioni all'interno del centro. I responsabili hanno assicurato di prendere in considerazione le loro richieste. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri per fare il punto della situazione e per trovare delle soluzioni. Per ora la protesta è rientrata, ma il clima rimane incandescente. Questo era un servizio sulla situazione, come avete sentito, incandescente relativa alla caserma Zanusso, con tanto di manifestazione, di protesta. Adesso vediamo invece il servizio riguardante il DASPO per questi giovani identificati dopo una rissa. 2 ragazzi identificati grazie al video realizzato da un testimone inoltrato anche al personale di polizia ferroviaria. Sono 2 tra coloro che si sono resi responsabili di una rissa a suon di calci e pugni tra coetanei avvenuta lo scorso 17 settembre in vicolo Bianchetti, una laterale del Calmaggiore. Quel giorno circa 300 ragazzi si erano riversati per le strade della città, chiamati a raccolta dal tam tam dei social, un fatto per il quale la questura aveva già predisposto un servizio mirato di ordine e sicurezza pubblica. Intorno alle 18:30 la zuffa. All'arrivo delle volanti però i giovani si erano già dileguati. Attivate le ricerche, sono stati identificati tra Piazza Borsa e Stazione 2 tra coloro che avevano avuto un ruolo importante negli scontri. Sono stati poi segnalati per rissa in concorso. Per loro il questore ha emanato un divieto di accesso per un anno a tutti i pubblici esercizi del centro cittadino.
Parliamo di sicurezza adesso, ne parliamo riguardo a Vicenza, dove c'è questo tira e molla, lo sappiamo, con la polizia locale per l'utilizzo degli agenti o meno fino alle ore della notte. Vediamo cosa sta cambiando. Sicurezza by night. I bagliori azzurri della polizia locale lampeggeranno nei parchi, nei quartieri, sulle strade di Vicenza ogni venerdì e sabato fino alle 3 di notte. Come avevamo già anticipato noi di Rete Veneta, si parte il 4 novembre. Oggi in prefettura si è chiuso il confronto tra l'amministrazione di centrodestra e i sindacati che avevano proclamato lo stato di agitazione, ora sospeso. Il turno partirà il 4 di novembre, ci sarà il prolungamento e poi valuteremo se sarà realmente sostenibile col numero degli agenti che abbiamo in servizio. Nostra necessità di avere più sicurezza per gli agenti, perché non possiamo dare sicurezza se non c'è sicurezza per gli agenti che lavorano sul territorio in questo particolare momento della notte e soprattutto dei fine settimana, quando magari le vie sono più affollate e ci sono più pericoli per le persone. Il Comune nei prossimi 30 giorni lavorerà al documento di valutazione dei rischi, già aggiornato a giugno, ai turni di lavoro, ai riposi e all'eventuale esclusione dei vigili più anziani dal turno notturno. Abbiamo già garantito un riconoscimento economico per questi turni appunto aggiuntivi e soprattutto lavoreremo nell'assunzione di nuovo personale di polizia locale, nuovi agenti, anche per abbassare l'età media della polizia locale, che permetterà di svolgere con più facilità questo tipo di servizi. In questo momento è un sacrificio che tutti devono fare proprio per dare risposta alle esigenze della città. Il turno verrà così prolungato di 2 ore, coinvolgendo di volta in volta 8 agenti su 118 uomini e donne della polizia locale, e solo il venerdì e il sabato, né più né meno di quanto già fanno i consorzi di polizia locale Nord-Est Vicentino e Alto Vicentino, a Thiene e a Schio, in centri più piccoli di Vicenza. Ecco perché il sindaco Francesco Rucco ha tenuto duro, ha tirato dritto e oggi può dare una risposta ai cittadini che chiedono sicurezza anche la notte. Credo che un sindaco debba rispondere con i fatti concreti. A chi dice che ci facciamo campagna elettorale con questo provvedimento non ha capito quello che sta accadendo intorno a noi, e quindi è una risposta concreta anche a queste persone. Per quanto riguarda questa notizia, noi siamo anche andati a parlare con i vicentini per sentire quali sono le loro opinioni, le loro istanze sul tema della sicurezza, che sappiamo a Vicenza è molto sentito, una città in cui il nuovo questore Paolo Sartori sta dando vita a una imponente campagna per combattere la criminalità, la microcriminalità, lo spaccio, il degrado, tutte situazioni che mostriamo quotidianamente nei nostri telegiornali, ma queste opinioni le vediamo dopo la pubblicità, quindi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo a Vicenza, eravamo a Vicenza, ci restiamo, parliamo di sicurezza, parliamo di pattugliamenti notturni da parte della polizia locale. C'è stato qualche tentennamento, qualche tira e molla, qualche polemica. Il sindaco Rucco ha confermato che si parte a novembre, un intervento molto sentito dalla popolazione, richiesto anche da ampie fasce della cittadinanza. Siamo andati a parlare con i vicentini, sentite cosa ci hanno detto. C'è bisogno che ci sia la presenza di un ente pubblico, di un'istituzione come la Polizia Municipale, dà senso di sicurezza ai cittadini ed evita anche che balordi malintenzionati siano molesti. Potrebbe essere una buona soluzione. Bisogna che chi sbaglia in qualche modo venga fermato. Penso che sia una buona idea. Perché serve sicurezza? Sì, per me sì. È stato un presidio necessario se ci sono i mezzi e il personale sufficiente. È chiaro che vedere un soggetto in divisa è sempre un deterrente, non si discute. Sicuramente, soprattutto la sera e la notte.
perché purtroppo la situazione qui a Vicenza non è molto sicura. Sicuramente la zona di Campomazzo, Viale Milano, tutta la Viale Torino. Diciamo che il presidio è sempre una cosa positiva, quindi più controllo c'è e meglio si vive, soprattutto nelle grandi città si può garantire sicuramente una maggiore sicurezza agli abitanti, che possono essere anche più tranquilli comunque nella trascorrere anche una serata e magari tornare in casa un po' più in tranquillità. Stiamo nella cronaca perché arriva adesso una notizia dall'ANSA, sapevo che se ne sta occupando la nostra redazione nella Marca trevigiana, perché 3 studenti di un istituto tecnico di Treviso hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso questa mattina, poco fa, a causa delle inalazioni di uno spray al peperoncino spruzzato all'interno della classe da un loro compagno. Il responsabile, che a 15 anni, avrebbe agito per fare una bravata sul posto, il personale del 118 e i carabinieri. Ovviamente questo è un lancio di agenzia, tutto quello che c'è dietro a questa vicenda, tutto quello che succederà poi lo raccoglieranno i nostri colleghi, i nostri operatori, i nostri tecnici per raccontarcelo nei telegiornali di questa sera. Noi torniamo a Vicenza per restare a parlare della questura e del boom di richieste di passaporti. Un boom, quello relativo alle domande per ottenere il passaporto, mole di lavoro piovuta negli uffici della questura, sia perché si torna a viaggiare dopo il Covid, sia conseguenza della Brexit. Fornire una risposta rapida a viaggiatori e lavoratori ha portato a raddoppiare in un anno il numero dei rilasci tra Vicenza e il commissariato di Bassano, passando dai 67 giornalieri dello scorso anno ai 115 dei primi 9 mesi di quest'anno. 4 mesi di attesa per ottenere un appuntamento e 3 settimane per il rilascio del documento, da cui l'invito alla cittadinanza a prendersi per tempo. La cittadinanza, invitandola a fare richieste per tempo nel caso in cui abbia la necessità di viaggiare, tenendo sempre conto che chi veramente ha la necessità di avere un passaporto in tempi brevi per motivi di salute, di studio, di famiglia e di lavoro può richiederlo, e noi lo valutiamo, e ci sono stati dei casi in cui l'abbiamo rilasciato anche nel giro di qualche ora. E al fine di andare incontro all'enorme richiesta di passaporti saranno programmati altri 8 Open Days nelle prossime settimane. Cambiamo completamente argomento, naturalmente rientreremo nella pagina della cronaca se dovessero arrivare notizie dal territorio e iniziamo a parlare di attualità. Ormai, come dicevamo in apertura del telegiornale, insomma, è sotto gli occhi di tutti quanti, arrivano bollette sempre più esorbitanti che riguardano la corrente elettrica, il gas, i costi sono altissimi, questo vale per le famiglie ma vale anche per i comuni, e poi ne parleremo nel seguito della nostra informazione, vale anche per le aziende, per le imprese che si trovano a dover fronteggiare anche l'aumento dei costi delle materie prime. Ci siamo messi nei panni di fornai, pasticceri e questa categoria in generale, siamo andati a sentire come vivono questo particolare momento. Lo zucchero passato in poche settimane da 80 centesimi a 1,30 euro, il lievito cresciuto da 22 a oltre 30 euro a scatola, per non parlare poi della farina, del burro, della mozzarella. I costi delle materie prime sono letteralmente schizzati alle stelle, mettendo in seria difficoltà pizzerie, panetterie e pasticcerie. Le farine su un anno, vado così a occhio, mi sembra sul 60% le farine. Il burro è cresciuto di un 30-40% a memoria e lo zucchero sull'ultimo mese è cresciuto un altro 40%, tanto fa la spesa ieri, è cresciuto un 40% su un mese abbondante, guarda. Come si fa? Bella domanda. Cioè, puoi ritoccare i prezzi ma non puoi raddoppiarli. Sarà un problema i prossimi mesi per tutti quanti, penso. Ritoccare i prezzi è un rischio in questo momento, con il portafoglio dei clienti già alleggerito dal caro vita. Il risultato è la riduzione dei profitti, con la speranza che la situazione possa cambiare quanto prima. Gli aumenti ci sono dalle materie prime, non parliamo delle bollette che ormai sono triplicate tutte, quindi si fa fronte a tutto, però ne va un po' del nostro guadagno. Al momento stiamo tenendo fermi i prezzi, perché logicamente anche la gente che acquista a loro volta hanno degli aumenti a casa, quindi cerchiamo di tamponare, ce la caviamo. Oggi come oggi un'azienda, quando tu non hai una certezza dei costi fissi, no?
E quindi c'è tutto questo ballo, anche perché noi siamo fra l'incudine e il martello, nel senso che io non posso aumentare come fanno i fornitori che dalla mattina hanno un prezzo, alla sera hanno un altro. Io non posso aumentare perché poi dopo l'unica cosa che non aumenta in Italia sono gli stipendi della gente, no? E cosa avete, la margherita a 10 euro? Non si può. Andiamo avanti, vediamo cosa succede, sperando che ci diano una mano, ma... Un'altra categoria in difficoltà è quella degli albergatori con rincari che arrivano al 600%. Siamo con le spalle al muro, la situazione è drammatica. Gli albergatori non potranno sopravvivere ancora per molto se non verranno presi provvedimenti immediati. Gli aiuti che sono stati dati, tuona Giovanni Kerr, sono minimi. Ci è stato dato adesso per i mesi di ottobre e novembre la possibilità di avere delle agevolazioni, di avere delle agevolazioni fiscali con una deducibilità con un credito d'imposta del 30%. Ma se le bollette sono aumentate del 600%, come faccio anche se ho il 30%? Dove ho la cassa per pagare? Ecco che la situazione sarà drammatica e molti dei nostri purtroppo si troveranno a dover pensare anche a una chiusura. Fra l'altro si sta andando verso il periodo di bassa stagione e le tariffe, spiega, non sono più sufficienti a coprire i costi che l'energia elettrica ed il metano comportano su queste bollette. Del credito d'imposta non ce ne facciamo nulla. Io credo che la moratoria delle bollette sia veramente l'unica soluzione che in questo momento possiamo avere e credo che in qualche modo, voglio dire, il governo o le aziende controllate dal governo lo possano fare. Poi aggiunge: continuo a ribadire, Eni di proprietà del nostro governo sta facendo 7 miliardi di utile, quindi quintuplicato rispetto all'anno precedente, avendo come sede fiscale l'Olanda, paese che stabilisce il prezzo del gas. Quindi insomma credo che si siano fatti dei ragionamenti riguardo obiettivamente, no? Uno scenario che si tinge sempre più di nero e mentre si attende l'insediamento del nuovo governo per capire cosa accadrà sul fronte economico, si torna a parlare della proposta di introdurre l'addizionale regionale IRPEF. Il tema è un tema ovviamente caldo, in un momento così difficile certamente non sarebbe opportuno, però siamo ormai in un'economia di guerra, vista la situazione qual è, un sacrificio dobbiamo farlo tutti, poi se vengono messe insomma salvate le categorie più difficili, quindi le dichiarazioni di reddito più basse, un piccolo sforzo lo bisogna farlo. Sono circa 330 milioni fondamentali per aiutare chi ne ha bisogno e le imprese. Ci spostiamo adesso nel Bellunese per vedere come stanno vivendo questa fase molto complicata i commercianti, gli esercenti e gli artigiani. In montagna l'inverno, stando alle previsioni, potrebbe cominciare con l'inizio della prossima settimana e il freddo, se non ci saranno interventi per calmierare le bollette, potrebbe essere la fine per molte imprese. Questo è l'allarme lanciato da Confartigianato Belluno, raccogliendo la preoccupazione delle imprese costrette a fare i conti con bollette che fanno registrare l'aumento del 59% per l'energia elettrica. L'emergenza ormai è arrivata a livelli incontenibili. Le imprese e le famiglie sono preoccupatissime, ormai nessuno è più escluso da questa emergenza perché le bollette continuano ad arrivare inesorabilmente e noi comprendiamo che ci sono dei tempi tecnici per fare il governo, per incontrarsi, confrontarsi anche a livello europeo, ma qui il tempo davvero non c'è più. Costi insostenibili cui andranno a sommarsi quelli di riscaldamento e gas. L'auspicio è che si adottino quanto prima interventi statali e comunitari quali l'abbattimento del costo della materia prima energetica e l'aumento del credito d'imposta che dovrebbe essere non meno del 50% sia per il gas che per l'elettricità, intanto almeno fino al 30 giugno 2023. Un plauso anche all'iniziativa della Regione di lavorare su quelle che sono le possibilità dei canoni idrici, anche quella è assolutamente una buona soluzione, certamente ne vanno trovate altre. Quindi andiamo a sentire la voce di qualcuno che si trova davvero coinvolto in queste situazioni complicate. È una settimana che non dormo la notte, ho gli incubi,
tachicardia, ma anche di giorno, attacchi di ansia, perché proprio il pensiero di cosa fare, cosa non fare, il pensiero sempre appunto per i dipendenti, perché non è che ci sono solo io. È una decisione sofferta quella di Loredana Bianco, ma al momento è l'unica soluzione possibile, come spiegato anche in un avviso affisso all'entrata del suo locale, ridurre orario e personale, l'opzione che da lunedì prossimo diventerà realtà in questa osteria molto nota nel cuore di Mareno di Piave. Dalla prossima settimana io prima tenevo aperto dalle 8 del mattino fino alle 2 di notte e da lunedì aprirò alle 17 fino alle 2, togliendo appunto le ore giornaliere, quelle un po' più tranquille, in modo di poter risparmiare. Risparmiare, razionalizzare, ridurre, i sinonimi si sprecano di fronte a bollette da capogiro. Al mese di luglio 4.500 e agosto 4.700 e aspettiamo le prossime che hanno detto che saranno ancora peggiori, quando prima pagavo comunque la media di 1.600-1.700. Costi fissi quasi triplicati, eppure 2 frigoriferi su 3 sono già spenti e si sta attenti alla luce. Incerto anche il futuro delle 2 dipendenti. Stiamo appunto vedendo anche tramite il mio commercialista come fare, se c'è una cassa integrazione o purtroppo dovrò lasciare a casa qualcuno. In questo locale, come in tanti altri, si vive giorno per giorno guardando a Roma e al nuovo governo. Che facciano qualcosa al più presto possibile, non tra un mese ma subito, perché la situazione non è solo per noi piccoli, per la ristorazione come era nel periodo del Covid, la situazione è grave per tutti. È peggio del Covid? Sì, secondo me sì. Avete sentito queste dichiarazioni piuttosto pesanti anche, andrà peggio che rispetto a come è andata con il Covid, secondo molti esercenti, molti ristoratori, molti addetti ai lavori, la situazione quindi rischia di diventare drammatica. Ne parliamo ancora dopo la pubblicità, facciamo una breve pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina dedicata all'attualità delle bollette, dei costi, dell'energia, del gas, dell'elettricità, di spese sempre più importanti per famiglie, aziende, imprese e anche amministrazioni comunali che, lo dicevamo, sono alle prese con una scelta piuttosto complicata, che potrebbe essere anche piuttosto difficile da fare, per scegliere se fare eventualmente le luminarie natalizie, se organizzare manifestazioni di un certo tipo, perché poi la luce, la corrente si paga, le famiglie possono anche dire quei soldi si potevano utilizzare per dare una mano per le bollette, insomma tutta una situazione molto molto complicata, molto complessa. E nel Trevigiano c'è un supermercato in un paese che rischia, o anzi è quasi deciso ormai che chiuderà i battenti perché il proprietario non sta più nelle spese, e la comunità però si interroga. Se io potessi lo aiuterei certamente, è una persona che comunque ha aiutato il paese con il suo esercizio e quindi avendo le risorse non esiterei a dargli una mano. Non ci penserebbe 2 volte il primo cittadino di Cessalto ad aiutare Roberto Bozzato, titolare dell'unico market del centro del paese, costretto a chiudere a causa dei rincari energetici. Normative e bilancio non consentono spazi di manovra, la coperta è corta, cortissima anche per il comune, a sua volta le prese con bollette shock. Purtroppo anche noi abbiamo difficoltà a chiudere il nostro bilancio. Io nel mio piccolo ho 100.000 euro in più di riscaldamento da dover far fronte e di certo non posso chiudere le scuole o non riscaldare i bambini, quindi assolutamente devo preservare in primis l'attività del comune, e soprattutto una cosa che si registra ultimamente è quella degli anziani che vengono a chiedere di un aiuto verso il pagamento delle bollette, cosa che non ho mai visto in 20 anni di amministrazione. Problemi che ricadono sulle spalle dei sindaci, alcuni dei quali pronti alla protesta
protesta, come quello di Farra di Soligo Mattia Perencin, che ha invitato i colleghi a scendere in piazza. C'è salto, ci sta. Sarei accanto assolutamente a Mattia in questo suo voler andare in piazza, perché comunque le difficoltà sono grandissime. Andiamo anche a fare i conti con quelli che saranno i nuovi investimenti, perché avendo programmato degli investimenti in quest'anno e nel prossimo anno dovremo pagare un surplus energetico anche per i lavori prossimi che dovremo fare e saremo in grande difficoltà. Chiudiamo questa pagina, ovviamente come sempre pronti a riaprirla se arriveranno novità relative all'attualità delle bollette pazze, dei costi altissimi per famiglie, imprese e anche amministrazioni comunali. Iniziamo invece a parlare di sanità, vediamo una nuova unità di decontaminazione che arriva a disposizione a Vicenza. Un incendio in un impianto chimico, un grave incidente stradale che coinvolga un mezzo che trasporta materiale radioattivo, pazienti esposti a radiazioni oppure a sostanze chimiche e biologiche nocive. Un percorso di 7 metri che permette di liberarsi dalla contaminazione grazie a questa nuova unità mobile messa a disposizione del SUEM 118 di Vicenza, in grado di decontaminare fino a 20 persone l'ora ed essere installata in 30 minuti da 6 operatori sia di fronte all'ospedale sia nei punti di primo intervento in caso di grave incidente. Nella fase iniziale il paziente viene spogliato in modo da allontanare immediatamente le sostanze che possono essere o aver imbrattato i suoi vestiti. Una volta che viene spogliato viene passato alla zona di decontaminazione, che sono delle vere e proprie docce dove c'è una sostanza che viene erogata sul paziente, viene poi letteralmente come una vera e propria doccia, viene poi risciacquato da questa sostanza e viene avviato alla zona di vestizione. Lì poi viene preso in carico dai sanitari che si occupano delle sue patologie. Nessun allarmismo, nonostante il pensiero corra agli scenari internazionali. Si tratta di una simulazione nell'ambito della formazione per operatori di soccorso. Considerate che la provincia di Vicenza ha una quantità di aziende a rischio di incidente rilevante, che fa sì che comunque contaminazioni di questo genere, per cui può essere utile l'impiego di uno strumento come quello che stiamo vedendo alle mie spalle, rientra anche nella ordinaria routine. Si rafforza con questa nuova unità la capacità di rispondere alle emergenze, agendo in sinergia con tutte le forze del territorio. È importante parlare di queste cose, è importante la formazione integrata con tutte le forze, con tutte le istituzioni presenti sul territorio. Adesso vediamo qual è la situazione del Covid nel Padovano fra dati che tornano e rischi per le case di riposo. Il Covid torna a rialzare la testa con un balzo dei contagi nell'ultima settimana. L'USL invita la popolazione padovana ad immunizzarsi con la quarta dose, soprattutto i più fragili e gli over 60. Intanto però in questi giorni il padiglione 6 della fiera, che da febbraio 2021 è l'hub principale per la somministrazione del vaccino anti-Covid, chiude temporaneamente per lasciare spazio alla fiera di moto e auto d'epoca. Le somministrazioni del vaccino verranno dunque effettuate nel complesso ai Colli. Tuttavia la quarta dose non sembra decollare tra gli aventi diritto alla somministrazione. Solo il 4% della popolazione del territorio dell'USL è coperta con la seconda dose booster. Intanto nella casa di riposo Alta Vita Ira di via Beato Pellegrino sono state sospese temporaneamente in via precauzionale le visite dei parenti dopo che 4 anziani ospiti si sono positivizzati. Nelle case di riposo padovane però il 71% degli ospiti è già coperto dalla quarta dose di vaccino. Adesso andiamo fisicamente o comunque con la diretta a Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin. Sospendiamo per un attimo il tema sanitario e entriamo in un tema decisamente più religioso, possiamo dire. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, sì, mi trovo sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio e qui con me c'è padre Giancarlo Zamengo per parlare del grande evento che ci sarà domenica, il rientro dei pellegrini che da 30 di giugno stanno percorrendo il tragitto che fece Sant'Antonio per arrivare a Padova, quindi sono partiti da Capomilazzo, un evento che verrà seguito in diretta da Rete Veneta. C'è grande attesa perché sarà una giornata di festa anche per celebrare questi oltre 3 milioni di passi che hanno fatto questi camminatori. In effetti 1800 chilometri, più di 3 milioni di passi
100 tappe e oltre 100 tappe, 100 punti di incontro con la gente, con la popolazione dell'Italia, dei vari paesi, ripercorrendo questo itinerario che Sant'Antonio ha fatto 8 secoli fa. E questo è stato il valore e il significato di questa esperienza che voi avete potuto anche seguire su Rete Veneta e che vedrà domenica i pellegrini arrivare qui in Prato della Valle, provenendo da 3 luoghi, da 3 punti diversi, chi dal Friuli, chi da Venezia, chi dal sud appunto, fermandosi anche al santuario di San Leopoldo, e l'ultimo tratto verrà qui dalla Prato della Valle alla Basilica del Santo, portando sulle spalle la croce costruita con il legno dei pescatori di Capomilazzo, anche questo è un gesto simbolico, per poter poi celebrare alle ore 16 la Santa Messa qui in Basilica, presieduta dal nostro caro Cardinal Gambetti, frate nostro francescano. Una grande giornata di festa, noi umilmente seguiremo quest'ultimo e faremo anche noi a piedi quest'ultimo tratto di cammino che ci porterà qui alla Basilica di Sant'Antonio. È un altro giorno di festa, quest'anno è ritornata la processione dopo la pandemia, insomma Sant'Antonio che attira sempre tanti pellegrini, e l'affetto lo avete raccolto, come hanno testimoniato i camminatori, in tutta Italia. L'accoglienza è stata straordinaria, i pellegrini portavano con sé la reliquia di Sant'Antonio sul petto, in uno zaino, e in ogni luogo raggiunto c'era l'occasione di un momento di preghiera, di un momento della celebrazione anche della Santa Messa, e c'era l'occasione di incontrare i malati, le persone sofferenti, e ognuna di loro poi ha potuto anche consegnare ai pellegrini delle preghiere da portare qui in Basilica, vicini con il cuore oltre che con i passi. Allora l'appuntamento è domenica dalle 14 alle 18 per seguire appunto in diretta questo ultimo tratto di cammino di Antonio 2022 su Rete Veneta. Ci sarà anche padre Giancarlo. A camminare sarà un tratto breve il mio, da Prato della Valle alla Basilica del Santo. Lo faremo assieme. E Ferdinando, se non ci sono altre domande da studio, ti restituisco la linea. Noi ringraziamo Valentina Visentin e il suo ospite da questa bellissima inquadratura, quella davanti al Santo. Quindi vi ricordiamo ancora una volta, domenica pomeriggio dalle 2 in poi una diretta, un'edizione straordinaria della nostra, per la nostra emittente, con il racconto di questo importante arrivo dei pellegrini. Sono passati gli 800 anni dall'arrivo, da quando frate Fernando ha abbracciato diciamo quella che è stata poi il suo percorso da francescano, da quando è naufragato a Capomilazzo, si è messo in cammino attraverso l'Italia, da quando ha abbracciato invece fisicamente proprio San Francesco d'Assisi, e poi il suo arrivo a Padova. Insomma, ha cambiato probabilmente anche le sorti di quella città e della fede. Lo vediamo ancora oggi, l'affetto che i fedeli dall'altra parte del mondo portano per Sant'Antonio da Padova. Torniamo alla sanità adesso, poi torniamo ancora su questo argomento, ma torniamo alla sanità, vediamo che cosa dice l'ultimo studio sui tamponi riguardanti il Covid. La variante antigene sfugge ai test rapidi. Un nuovo studio del direttore della microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, mette in guardia sull'efficacia dei tamponi rapidi nella rilevazione della positività al Covid. La ricerca è stata condotta da un team dell'Università di Padova e dell'Imperial College di Londra, coordinato dal professor Crisanti, ed evidenzia nuovi limiti dei tamponi rapidi rispetto ai molecolari, in particolare perché ai primi sfuggirebbe una specifica variante del virus, caratterizzata da molteplici sostituzioni di aminoacidi dirompente nell'antigene N. Lo studio è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Nature Communication. Crisanti ha spiegato che la ricerca è partita dal fatto che questa variante è risultata circolante con maggior frequenza in Veneto, dove il 57% dei test condotti tra settembre 2020 e maggio 2021 erano antigenici, rispetto al resto d'Italia, dove invece erano solo il 35%. La ricerca avrebbe dunque dimostrato che i sistemi di sorveglianza con test
rapidi antigenici diffusi nella nostra regione ha favorito la diffusione non rilevata della variante antigene Escape rispetto al resto d'Italia. Il professor Crisanti non nega che i test antigenici siano più facili da usare, più economici e tempestivi nella risposta a confronto con i molecolari, ma la loro sensibilità al test dell'antigene è minore quando la carica virale è bassa, determinando così falsi negativi. Voltiamo ancora pagina, mettiamo da parte quella della sanità, poi però nel finale di telegiornale come sempre vediamo assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, perché ci spiegano un po' di cose. Andiamo in Laguna a vedere quando finiranno i lavori del Mose. Nel 2023 saranno concluse le opere strettamente necessarie per il funzionamento delle barriere del Mose alle bocche di porto della Laguna di Venezia. Tra il 2023 e il 2025, invece, è previsto il completamento di tutte le opere previste dal Piano Europa, oltre agli interventi nei comuni di Cavallino Treporti e Chioggia. L'annuncio del commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, arriva al termine di un incontro interistituzionale ospitato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche a Venezia. Non solo sul piano amministrativo, con il superamento di tutte le difficoltà del Consorzio Venezia Nuova, non solo sul piano della progettazione, ma anche sul piano della realizzazione. I 538 milioni che sono stati attribuiti appunto al completamento dei lavori del Mose e tutti gli altri lavori connessi sono sufficienti per completare tutta l'operazione. Il Mose è un'infrastruttura energivora, consuma 8,5 megawatt sia a regime che a riposo. Per questo è stato progettato un impianto fotovoltaico da 13,5 megawatt, più che sufficiente a coprirne il fabbisogno energetico, e la cui eccedenza sarà devoluta a favore dei comuni e delle attività produttive. Ma nell'ultimo periodo non ci si è dedicati solo al Mose. Presente assieme al ministro Federico D'Incà, Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione con Draghi, rivendica il lavoro svolto per Venezia dall'ultimo governo. I 20 mesi di Draghi sono stati determinanti. Abbiamo risolto il problema delle grandi navi, abbiamo risolto il problema della governance dell'autorità per la laguna, abbiamo avviato a soluzione la difesa della Basilica di San Marco, abbiamo sostenuto con il Parlamento più che con il governo il trasporto lagunare, abbiamo messo in piedi la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità per attrarre investimenti. Presenti assieme ai sindaci di Chioggia e Cavallino Treporti, Mauro Armelao e Roberta Nesto, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha anche sottolineato l'importanza di rifinanziare la legge speciale per Venezia. Noi abbiamo chiesto 150 milioni all'anno per 10 anni. Abbiamo fatto questa richiesta ancora qualche anno fa con una delibera del Consiglio Comunale all'unanimità. I costi di Venezia sono oggettivamente alti, cioè pensate soltanto ieri per alzare il ponte di Calatrava, per ricorreggerlo, ci abbiamo messo una giornata, è costato 200.000 euro tra monitoraggi eccetera. Ora noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi fino all'1:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina comunque dell'attualità, dell'economia, delle cose che stanno cambiando per un futuro insomma, un po' più roseo rispetto agli anni che stiamo vivendo fin qui. Andiamo a vedere un patto che è stato firmato per lo sviluppo della logistica. Firmato in fiera a Padova, un patto tra i rappresentanti del porto di Venezia e Chioggia, gli interporti di Padova, Rovigo, Verona e Portogruaro e di Save, che gestisce gli scali aeroportuali del Veneto. Alla presenza del vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, è stato siglato un patto per la promozione e lo sviluppo del sistema logistico veneto. Il porto, il sistema degli interporti e il sistema degli aeroporti del Veneto si mettono insieme per amplificare quello che stiamo facendo ognuno singolarmente, sia in tema di promozione del sistema del Veneto a livello internazionale, sia in tema di costruzione di progetti comuni, anche cofinanziati dall'Unione Europea, sia in tema di transizione energetica. Questi sono i tre grandi
temi su cui abbiamo valutato che ci fosse una convenienza a farle insieme queste cose, e devo dire è tempo di superare anche un modo di operare come monadi. Ovviamente c'è il grande cappello, ci muoviamo nell'ambito del coordinamento strategico della Regione del Veneto, che oggi è presente a benedire questo accordo. L'accordo rappresenta un'importante piattaforma che porterà all'attivazione di nuove sinergie tra operatori del sistema logistico veneto, comparto strategico per la Regione. La Regione del Veneto è interessata da 3 dei corridoi europei rispetto ai 4 che interessano l'Italia, quindi sicuramente è una regione dove la logistica è vitale e strategica per lo sviluppo del settore produttivo. Fare questo patto dove gli asset infrastrutturali, logistici si mettono insieme per poter lavorare, collaborare e avere delle prospettive future univoche è assolutamente importante. In un contesto di grande competizione tra i territori, il poter puntare su un sistema infrastrutturale e logistico compatto rappresenta un valore aggiunto per gli investitori e per i clienti. Ci stiamo già organizzando per rappresentare le esigenze della Regione del Veneto in modo puntuale e organizzato, con delle priorità, con degli investimenti e con dei fabbisogni al mondo della politica, che sicuramente dovrà considerare il fatto che il Veneto e il suo porto rappresentano un asset su cui il governo deve vedere una grande opportunità di investimento e di rilancio. Torniamo a parlare delle difficoltà delle pubbliche amministrazioni in questo periodo. L'ANCI chiede 1 miliardo. È una cifra che si aggira attorno ai 5 milioni, quindi sono cifre secondo me anche improponibili da chiedere al governo. Dei sacrifici ovviamente noi siamo disposti a farli. Noi chiediamo che si continui a sostenere i comuni, come è già stato fatto nelle scorse settimane, che però l'aiuto che ci è arrivato da parte del governo è poco più di una pacca sulla spalla. I conti li ha fatti anche il Comune di Treviso per fare una verifica sulla sostenibilità delle spese correnti e quelle già pianificate alla luce dei rincari. 5 milioni in realtà servirebbero, ma sono tanti e non arriveranno chiosa Conte. Rimane il fatto che i 300.000 ricevuti a fronte di 1.200.000 euro di aumenti in bolletta sono briciole. Conte, presidente ANCI Veneto, assicura che tagli ai servizi comunque non se ne faranno nemmeno al Natale dei trevigiani. Lo dico già ai nostri cittadini, noi non taglieremo i servizi. Se saremo costretti a fare dei sacrifici sarà per esempio il settore dei lavori pubblici, che vedrà procrastinare le date di inizio lavori di qualche cantiere. Gli scorsi anni a quest'ora parlavamo di come distribuire l'avanzo di bilancio. Quest'anno quei soldi sono totalmente destinati all'aumento dei costi e alle diminuzioni delle entrate, continua il primo cittadino. C'è da dire però che la coperta comincia a diventare tanto corta, quindi se ad oggi siamo riusciti a resistere, non siamo in grado di dire quanto ancora potremo sostenere questa situazione. L'Associazione dei Comuni, riunita oggi, annuncia intanto di voler chiedere al governo, una volta insediato, 200 milioni nel decreto aiuti, poi in legge di bilancio lo stanziamento di altri 800 milioni. Insomma, i comuni hanno quantificato gli aumenti in 1 miliardo di euro, sottolineando però che al di là del denaro sonante serve una misura tecnico-contabile per fermare il calo di entrate ai comuni già previsto per il prossimo anno. Abbiamo grande rispetto dei soldi che i cittadini versano attraverso le tasse, che devono essere restituiti sotto forma di servizi. Però dirvi quanto i sindaci riusciranno a tenere duro, questo non lo so garantire. Ampliamo lo zoom sui problemi del Veneto. Non sono solo problemi economici, ci sono anche problemi di organizzazione di alcuni servizi, per esempio il trasporto pubblico nel Padovano. La situazione critica di Bus Italia, con la carenza di personale che mette a rischio decine di corse ogni giorno, alimenta lo scontro tra la Regione e il Comune di Padova. L'assessore alla mobilità Andrea Aragona aveva chiesto un intervento alla vicepresidente del Veneto e assessore ai trasporti Elisa De Berti, che ha risposto con una nota ufficiale nella quale dice Aragona che il Veneto è fra le poche regioni italiane a stanziare risorse straordinarie pari a 6,5 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale su gomma, proprio per il caro carburante, mentre dallo Stato ancora non è arrivato nulla. Sulla questione Bus Italia è intervenuta anche la consigliera regionale padovana Elisa Venturini. Io ritengo fondamentale in questa fase mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori che sono interessati, a partire da Bus Italia
che è la società che gestisce, ma poi l'ente di governo che è rappresentato da Comune di Padova e Provincia di Padova, dalla Regione del Veneto, mettere i sindacati, perché poi anche comunque i corpi intermedi sono fondamentali per rappresentare i lavoratori, mettersi appunto attorno ad un tavolo per cercare di trovare una soluzione, perché è impensabile di continuare a dare un servizio di trasporto di questo tipo dove continuamente si tagliano corse e con persone che hanno pagato biglietti e ad abbonamenti non è possibile non riuscire a dare un servizio di qualità. Rimaniamo a Padova per un servizio invece dedicato alle persone emarginate. Padova avrà una nuova stazione di posta, un luogo dedicato alle persone fragili ed emarginate che hanno bisogno di essere accompagnate in un percorso di reinserimento sociale. La giunta di Palazzo Moroni ha dato il via libera e grazie ai soldi del PNRR Fondo Povertà verrà realizzata questa struttura all'interno dell'ex Casa Gabelli alla Stanga. Sarà un luogo accogliente, bello e sicuro dove le persone in stato di emarginazione potranno recarsi per trovare da una parte sollievo e dall'altra compagnia. Infine saranno orientate a tutti i servizi della città che li supportano nel loro percorso di fuoriuscita dall'emarginazione. Questo centro sarà attivo grazie alla collaborazione del Comune con il privato sociale. Questo perché Padova è una città realmente solidale e inclusiva. Lo siamo tutti insieme e lo siamo perché soltanto garantendo l'inclusione di tutti siamo sicuri di poter garantire una città al tempo stesso sicura e dove ciascuno possa trovare le proprie occasioni di futuro. Il nuovo servizio sarà gestito dai servizi sociali e dalle associazioni di volontariato e sarà attivo tutti i giorni. Ora torniamo a parlare di mobilità, ci spostiamo però a Vicenza dove è importantissimo il tema della TAV in questo periodo. Si parla di mitigare l'impatto dell'opera sulla città. TAV, obiettivo, ridurre l'impatto del tracciato che attraverserà Vicenza. Per questo il Comune ha presentato 29 osservazioni sul progetto definitivo, osservazioni che verranno raccolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, se saranno ammesse, entreranno nel progetto esecutivo. Insomma, come dicono quelli che parlano bene, work in progress, lavori in corso, non è detta l'ultima parola sul secondo lotto dell'alta velocità, alta capacità, che comunque rivoluzionerà Vicenza. Le prime 11 osservazioni derivano da proposte già espresse dal Consiglio Comunale di Vicenza nel 2017 e non accolte, se non in alcuni casi parzialmente. Le altre osservazioni invece sono proposte migliorative che non modificano le caratteristiche dell'opera e i suoi costi. Le nuove osservazioni sono importanti, sono strategiche. Una su tutte, ad esempio, che tutte le aree di cantiere che verranno poi restituite al Comune vengano messe nelle condizioni di trasformarle, anche per scelta del Comune, in aree urbane, aree verdi, aree di sosta, quindi aree magari destinate anche a parco giochi, per dare un senso alla richiesta di mitigazioni rispetto a un'opera che comunque è impattante per il territorio, sul quale dobbiamo lavorare. Tra le altre ci sono anche la rivisitazione degli stalli per la stazione delle Corriere, che verrà completamente rivista e spostata più verso sud, e ci sono richieste importanti relative a Via degli Scaligeri, il famoso ponte di Ponte Alto che verrà abbattuto. Abbiamo chiesto un cambio sulle modalità costruttive per garantire una durata inferiore nell'abbattimento e nella ricostruzione, magari a stralci se fosse possibile, e su questo ci confronteremo in sede di esecutivo. Per congiungere la zona ovest di Vicenza con Altavilla è forte la richiesta politica di una bretellina. È importante quella bretellina perché costituisce un bypass rispetto all'attuale zona industriale, per alleggerire la zona industriale che verrebbe appesantita dal traffico, soprattutto durante i cantieri. La bretellina consente il collegamento dal casello di Vicenza Ovest fino alla rotatoria d'ingresso ad Altavilla Vicentina, con una costituzione di una tangenziale che diventa un vero e proprio prolungamento, sulla quale tra l'altro da tempo stiamo discutendo anche all'interno del Consiglio Comunale. Ritorniamo a Padova dove tra i problemi di questo periodo c'è quello degli alloggi universitari. Ci sono state manifestazioni di protesta da parte degli studenti, ci sono state richieste di attenzione, qualcosa si sta muovendo. Sentiamo. Ci sono in previsioni delle costruzioni di case dello studente, ma questo richiede del tempo. Bisognava invece dare una risposta già per quest'anno accademico, per cui ci si è attivati e
si vedrà poi, ci saranno a disposizione da dicembre, quindi dal mese di dicembre, 149 posti letto, di cui la maggior parte su Padova, più di 100 su Padova, e una parte anche a Vicenza, perché ricordiamoci che gli studenti dell'Università di Padova non sono soltanto qui, ma anche ad esempio a Vicenza. Le richieste pervenute all'ESU, l'ente che garantisce il diritto allo studio e che si occupa della residenzialità pubblica universitaria, sono state quasi 1800 a fronte di 700 alloggi assegnati. Per quest'anno accademico sono oltre 70.000 gli iscritti all'Ateneo Patavino, circa 17.000 arrivano da fuori sede. E noi come ESU al momento abbiamo attivi 1.316 posti e con i bandi del PNRR e della legge 338 siamo riusciti ad attivare altri 380 posti circa che saranno attivi entro i prossimi 5 anni al più tardi. Adesso noi stiamo facendo il possibile con le risorse che abbiamo, ci stiamo muovendo per altre palazzine qui a Padova, ma come è stato anche già detto a Vicenza e Legnaro, e dobbiamo attivare con i prossimi bandi tutto il possibile. Quello che c'è di nostra proprietà lo stiamo sistemando e stiamo cercando anche soggetti privati o altri soggetti padovani che possano aiutarci in questa missione. Una situazione, avete visto, piuttosto complessa. Sentiamo che cosa ne pensano anche gli studenti, quali sono le loro richieste. L'ente regionale per il diritto allo studio, che ormai, per quanto forse appaia nell'ultimo periodo muoversi, rimane con un 750 posti letto a bando a fronte di più di 1.000 persone che hanno diritto per ISEE, per stato familiare, alla borsa di studio che prevede anche l'alloggio. È un problema questo che si somma a, appunto, come dicevo, l'altra platea di studenti. Padova ormai non ha più la capacità di ospitare tutte le persone che si vogliono trasferire qui giustamente per studiare. Il mercato si è saturato e i prezzi sono schizzati alle stelle, parliamo di un aumento di più del 40%, ora Padova è terza, dietro solo a Milano e Roma come prezzi per gli appartamenti per studenti, con un aumento che però è il più alto in tutta Italia rispetto a anche solo l'anno scorso. Parliamo di una media di 400-500 euro a stanza, con numerosissimi casi di truffe, di affitti in contratto a nero, che non permettono addirittura di certificare che sia effettivamente fuori sede e con domicilio nella città in cui si studia, con tutte le problematiche che ne derivano. Ecco, è un problema questo che ha radici lontane, quindi prima di tutto dai sottofinanziamenti al diritto allo studio da parte della Regione Veneto, che appunto gestisce l'ente per il diritto allo studio regionale, con tutta un'altra serie di problematiche strutturali che invece c'entrano anche con l'università. Cambiamo ancora argomento, è periodo di feste d'autunno, è periodo di fiere franche che affondano le proprie radici nell'antichità. Una delle più importanti si è svolta ieri proprio qui a Bassano del Grappa, dove c'è la nostra redazione di Rete Veneta. Noi c'eravamo ovviamente per parlare con chi fa questo lavoro, con gli addetti ai lavori, non solo della manifestazione in sé, con la premiazione degli animali più belli, con tanta gente che è venuta a vedere l'esposizione del bestiame, ma anche quali sono i problemi di questo momento. Sentite. Il vento d'autunno porta con sé le grandi fiere qui a Bassano e si comincia oggi, il primo giovedì di ottobre, con la Fiera Franca. Ed è così che Viale De Gasperi si trasforma ancora una volta in una fattoria a cielo aperto. Non serve chiudere gli occhi per immaginare una cartolina bucolica. Oggi infatti la città fa un tuffo nei colori della campagna, ma soprattutto racconta la tradizione contadina. L'agricoltore vive con niente, si adatta a qualsiasi tipo di vita e anche se non ha una vita che guadagna, c'è sempre che ce la farà sempre. Viva i contadini! Una fiera franca che dopo la fiacca dell'anno scorso quest'anno riparte da numeri importanti. L'anno scorso eravamo parecchio preoccupati perché c'erano solamente 5 esemplari in mostra, siamo ritornati con una buona presenza anche di animali, erano circa 27 i capi in concorso, tantissime persone, tanti espositori, quindi una fiera che nonostante insomma gli anni e la situazione che stiamo attraversando insomma rappresenta ancora una delle tradizioni importanti della nostra comunità bassanese.
Protagonisti di questa mattinata i mandriani, con i loro cappelli e bastoni ricurvi, ma anche loro i curiosi, le tantissime famiglie con i bambini, ma soprattutto loro, gli animali. Sì, perché anche questa edizione della fiera ha eletto il suo bue più bello, il bue grasso, che quest'anno risponde al nome di Vittorio. È un vitellone di 2 anni, intero. È un incrocio tra un frisone e una piemontese. Ma te l'aspettavi questo premio così importante con Vittorio? No, non me lo aspettavo. Credevo di prendere un secondo, ma non il primo. Non solo l'attesissimo concorso, come da tradizione, dal lontano 1600, la fiera è ancora occasione di mercato. Lei cosa ha comprato? Ho comprato questi animali qua, che sono spettacolari. Dopo di altri animali qua, che sono questi, e sono tanto contento. Mi porta sempre tanta fortuna e continua a fare fortuna e basta. E forse oggi questa fiera franca assume un significato ancora più importante, un punto da dove ripartire. Questa è una frase che mia nonna mi ha gradita. Dopo la pioggia arriva il sole e bisogna che arrivi il sole al manco. Un comparto, quello primario, che ha nel proprio DNA in Veneto la capacità di innovarsi e superare anche le difficoltà più gravi. Adesso dal profano, passateci il termine, passiamo al sacro. Vediamo come stanno andando avanti i preparativi per l'arrivo dei pellegrini al Santo, che avverrà domenica, e come vi abbiamo detto con il collegamento con la Basilica del Santo, con Valentina Visentin, ci sarà una grande diretta del 14 di domenica fino al tardo pomeriggio per tutte le celebrazioni, gli 800 anni del Santo. Una straordinaria domenica nel nome di Antonio per accogliere i pellegrini che hanno percorso l'Italia da Capo Milazzo sino a Padova, solcando i passi compiuti dal Santo 800 anni fa. Domenica 9 ottobre alle 8 il cammino di Antonio 2022 ripartirà per l'ultimo tratto dal Duomo Vecchio di Monselice, con a fianco padre Roberto Brandinelli, ministro provinciale dei frati minori conventuali del Nord Italia. Nel pomeriggio, dopo una pausa dal Bignasego, una tappa al santuario di San Leopoldo, da dove i camminatori, lo zaino con le reliquie ex ossibus di Antonio sulle spalle, percorreranno l'ultimo tratto fino al sagrato della Basilica, passando da Prato della Valle, dove alle 15 si riuniranno con le staffette di pellegrini in arrivo da Venezia ad Olo e da Bassano del Grappa a Campo San Piero. Un pomeriggio straordinario che tutti voi potrete vivere in diretta su Rete Veneta, canale 14 del digitale terrestre, a partire dalle ore 14 di domenica 9 ottobre. Un momento di fede e affetto verso il Santo dopo 3 milioni di passi compiuti sulle sue orme. Ora andiamo a vedere un'importante novità a Treviso per quanto riguarda l'accessibilità delle mura cittadine anche a persone con difficoltà. Prima io sono venuto nemmeno qualche volta, ma sempre con l'aiuto di qualcuno. Invece adesso, avendo avuto questa iniziativa, questa rampa nuova, l'ho fatta da solo. Da solo sono arrivato in cima alle mura e posso accedere alle mura. Le mura cinquecentesche finalmente accessibili in piena autonomia da parte di chi è in sedia a rotelle, ma non solo. Completata e inaugurata la rampa che da Piazzale Burchiellati e in particolare dai posti auto riservati ai disabili sale fino ai piedi degli ipocastani. Una larghezza di 1,50, di una lunghezza di 80 metri circa, con un parapetto all'inizio, che è una rampa per rendere più accessibile queste splendide mura non solo da parte di chi ha disabilità, ma anche da persone anziane che hanno difficoltà motorie oppure signore con le carrozzine, eccetera. Quindi è un percorso inclusivo. Una volta saliti, la passeggiata può proseguire per un altro chilometro fino al bastione San Marco. Avendo una pista nostra fatta a ridosso delle mura che c'è qua, arriviamo fino in fondo senza nessun problema. 200.000 euro il costo dell'intervento concordato con la soprintendenza, e sul fronte dell'abbattimento delle barriere architettoniche a breve partiranno altri cantieri. Interventi in collaborazione con la MOM di sistemazione e adeguamento ai fini di accessibilità delle piazzole d'imbarco
di mezzi di trasporto della linea 1, quindi una linea importante che serve praticamente i servizi importanti. Un ambito, quello dell'inclusività, su cui Cassugana sta investendo. Sembrano tanti o pochi, ma sono 500.000 euro all'anno. Noi vorremmo metterne di più, però come base di partenza ogni anno stanziare 500.000 euro per realizzare opere come queste, che sono accessibili in maniera quotidiana a tutti i portatori di disabilità, penso sia una cosa bella e fa onore a tutta la città. Da Treviso a Venezia per un importantissimo simposio internazionale. Proseguirà fino a domani a Venezia in Arsenale la 13ª edizione del Trans-Regional Sea Power Symposium, l'incontro biennale che si tiene ogni 2 anni in Laguna e che anche questa volta ha richiamato a Venezia oltre 50 marine militari da tutto il mondo, oltre ovviamente ai vertici della nostra Marina Militare Italiana. L'incontro, alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, è stato introdotto dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Enrico Credendino. Il Mediterraneo è un luogo di scambio, di incontro, di pace, è un luogo in cui è uno spazio su cui si affacciano storia, culture, religioni diverse, che è stato sempre un luogo di incontro e dobbiamo preservare questo ambiente come un ambiente di cooperazione, di collaborazione, certamente con uno sguardo ai riverberi della situazione di conflittualità in Ucraina, ai riverberi nel Mediterraneo, e per questo dobbiamo mantenere alta l'attenzione per preservare un asset fondamentale per la nostra sicurezza. Primo obiettivo, come ha ricordato il ministro uscente, quello di garantire la sicurezza. Penso alle pipeline che ci portano energia, penso ai cavi sottomarini che ci permettono la connettività, e queste infrastrutture devono essere oggetto di grande attenzione, di grande lavoro, di grande impegno per preservarne la sicurezza. Lo stiamo facendo con la nostra e con le nostre forze armate, in primis con la Marina Militare Italiana, ma lo stiamo facendo in cooperazione con i paesi con cui collaboriamo e con i quali lavoriamo insieme. È un tema che dovrà sempre di più vedere impegno ed attenzione. Sono previsti anche alcuni momenti aperti alla cittadinanza, come per esempio le visite guidate gratuite alle navi scuola Vespucci e San Marco. Parliamo anche di sport, vediamo qual è la situazione delle cosiddette tappe di avvicinamento alla Maratona di Venezia. Grande successo alle prime 2 Family Run di Venice Marathon. Ben 5.000 sono stati gli iscritti che hanno preso parte alle 2 corse non competitive nelle prime tappe, prima a Portoguaro, poi a Chioggia. Un boom di passione e adesioni davvero inaspettato in vista della Maratona di Venezia di domenica 23 ottobre, che ha già esaurito i pettorali per la 10 km. È una bella partenza, veramente Chioggia si conferma una tappa irrinunciabile per il progetto Family Run, con una bella partecipazione veramente importante, e poi la location si rivela veramente bella, un percorso molto bello, una collaborazione straordinaria, il mondo della scuola ha risposto, e pur avendo, come sappiamo, il mondo della scuola tanti problemi di altro genere, ma ha voluto essere presente, quindi ringraziamo le famiglie, gli insegnanti, i dirigenti, e veramente siamo felici che il progetto Family Run si confermi portatore di un messaggio di promozione sportiva e anche un messaggio di solidarietà, di raccolta fondi per fare del bene. Coinvolti nelle 2 manifestazioni famiglie e atleti di ogni età. Prossima tappa a San Donà venerdì. Tutta la nostra provincia viene così attraversata in queste settimane da una carovana con un'allegria contagiosa. Lo sport assume un ruolo educativo. Ecco l'impegno di Venice Marathon nel coinvolgere le scuole. Prima 2 tappe, 5.000 persone alla grande. Family Run partita col botto, il tour continua, ci vediamo a San Donà venerdì prossimo. Quindi che dire, continuate a iscrivervi, donate perché le cause che sosteniamo sono importanti. Siamo quasi in chiusura, vi ricordiamo 2 importanti appuntamenti domani sera e domenica sera, perché oggi 7 ottobre ci stiamo avvicinando alla ricorrenza del Vajont. 9 ottobre 63 una frana gigantesca si è staccata dal monte Toc, è piombata nel bacino che era stato creato con la costruzione della diga, creando onde gigantesche che hanno falciato i paesi della valle di Longarone, che hanno
ucciso migliaia di persone, una ricorrenza importantissima per il Veneto, una ricorrenza importantissima anche con noi, che celebreremo con la messa in onda di documentari e altre produzioni. Ci sarà per esempio L'Eco del Fango, realizzato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino assieme a Fabio Verin, e L'Urlo del Silenzio, sempre prodotto dal gruppo Media Nord-Est, più altre produzioni. Quindi sabato sera e domenica sera 2 serate interamente dedicate al Vajont qui su Rete Veneta. Naturalmente grande attenzione da parte di tutte le emittenti del gruppo Media Nord-Est. Prima di chiudere vi diamo una notizia che è appena arrivata in redazione. Un minorenne è stato arrestato, altri 2 sono stati denunciati dagli agenti delle volanti della questura di Verona con l'accusa di tentata rapina. Sono tutti componenti di una baby gang di 8 giovani che ha aggredito e picchiato un ragazzo in un'area pedonale nelle vicinanze di Ponte Castelvecchio. La banda, secondo le prime informazioni, aveva circondato il giovane e gli aveva intimato con tono minaccioso di consegnare il telefono cellulare. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, uno di loro lo ha bloccato stringendogli il collo e tentando di strappargli la borsa al tracolla, mentre un altro ha colpito il malcapitato al volto con un pugno. I poliziotti sono stati allertati da un amico della vittima e hanno bloccato i 3 minori coinvolti nell'aggressione. Ultimissima notizia: i dati dell'azienda Zero della Regione del Veneto, li vediamo con la regia di Renzo Rigon. 6.650 nuove positività portano il numero dei casi attualmente positivi a 61.880, li vedete qui. Vediamo la situazione degli ospedali perché sta cambiando un pochino, ci sono delle novità. Abbiamo 756 persone ricoverate in area non critica, 38 in terapia intensiva, 45 in più rispetto a ieri in area non critica, un numero che comincia un po' a crescere, 8 in più in terapia intensiva. Purtroppo ci sono anche 3 decessi da segnalare. Questa era l'ultima notizia nel nostro Focus TG. Noi ringraziamo Renzo Rigone e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera. Per tutto il resto vi auguriamo un buon pomeriggio.